Le chiediamo un passo verso l'amministrazione regionale affinché fermi i tagli preventivati e apra finalmente un tavolo di lavoro con tutti i portatori di interessi. È un passaggio della lettera che i comitati sorti in difesa dell'ospedale di Gemona hanno preparato per consegnarla al Presidente della Repubblica Mattarella. A fare da tramite ieri durante la visita del Capo dello Stato il sindaco Urbani. La linea Beppeliani. La missiva porta la firma dei gruppi Cicogna e San Michele che si battono per evitare la chiusura dell'ospedale gemonese San Michele, appunto. Secondo i due comitati, la struttura sanitaria, le cui prime testimonianze storiche risalgono al 1259, verrebbe di fatto smantellata con la riforma voluta dall'attuale maggioranza di centrosinistra in regione. L'ospedale, scrivono al Presidente della Repubblica, ricostruito nel 1985 a seguito della distruzione del vecchio nosocomio e della forzata demolizione di uno nuovo in fase di costruzione, è una struttura modolare realizzata con criteri antisismici in grado di operare anche in presenza di un sisma dell'8° grado della scala Mercalli. Già nel 1995 l'ospedale aveva perso alcuni servizi come il punto nascita e il reparto di ostetricia e ginecologia. 2 anni fa, prosegue la missiva, l'attuale giunta regionale ha voluto una riforma della sanità contestata dai comitati spontanei dei cittadini e dai sindacati, dei medici e dei paramedici. Al San Michele, prosegue la lettera, è stato tolto il pronto soccorso e l'annessa area di emergenza, trasformandolo in un punto di primo intervento, e si intende riconvertire l'attuale reparto di medicina con i suoi 50 posti letto occupati al 98% in una nebulosa struttura intermedia polifunzionale, un nuovo reparto tutto da definire che sembra dovrà occuparsi di riabilitazione cardiologica, neurologica e traumatologica. A fronte dell'impossibilità di dialogo e concertazione con la Regione, chiediamo il suo intervento, concludono i firmatari della lettera, ricordandole che i comitati spontanei di cittadini hanno recentemente dato vita a un comitato referendario regionale che ha già raccolto le prime firme di legge e alla fine di maggio protocollerà la richiesta di abrogazione integrale della contestata norma. Negozi aperti fino a tardi, centro chiuso al traffico a partire dalle 20.